ma anche ad accertarli, derivanti sostanzialmente di un rimborso legato alle maggiori spese Covid e dai proventi delle autorizzazioni di cava di cui la legge regionale di 13/2018. La variazione pareggia in entrata e in spesa per 82.200 euro. Allegata alla deliberazione oggetto di ratifica è stata effettuata anche dalla Giunta una contestuale variazione del piano esecutivo di gestione, quindi anche dei capitoli dove sono dettagliate proprio questo tipo di variazione. Non aggiungerei altro, essendo una variazione estremamente semplice, e rimango comunque a disposizione. Grazie. Grazie, dottor Sarri. Bene, possiamo aprire la discussione. C'è qualche prenotazione? Prego, Tom. Grazie, buonasera. Una domanda. Siccome ho l'impressione, non sono riuscito a partecipare alla commissione, non sono stato in grado di partecipare alla commissione ieri, per cui la domanda la faccio questa sera. Le votazioni amministrative, salvo casi particolari in cui ci sia una sfiducia per cui si va a votare col cosiddetto voto anticipato, si svolgono ogni 5 anni, quindi è già dal giugno 2019 che si sapeva che nel 2024 si sarebbe votato fra maggio e giugno in genere. La domanda quindi forse banale ma molto spontanea mi è venuta quando ho visto questa delibera di giunta con questa variazione di bilancio urgente, per cui la domanda è: ma era urgente il 18 aprile stanziare i soldi per le votazioni o non si sapeva già da tempo che le amministrative e le europee si sarebbero svolte nel 2024? Punto di domanda. Gradirei avere una risposta in modo da poter valutare anche la congruità della delibera di giunta. Grazie. Prego, vice sindaco. Sì, questa cosa è stata trattata in commissione ieri sera, sono state date le risposte, adesso il dottor Sarri darà ancora anche a lei, che non era presente in commissione, la risposta, quindi lascio la parola al dottor Sarri. Sì, allora, non è che non si sapesse, sono stati fatti degli... Allora, ieri sera in commissione l'assessore al bilancio sostanzialmente ha rappresentato come dire, l'estrema difficoltà a chiudere la parte corrente sostanzialmente, quindi ha palesemente detto che eravamo in difficoltà in sede di bilancio di previsione di prevedere somme piuttosto elevate per quanto riguarda appunto le spese legate soprattutto alle elezioni amministrative che, ripeto, rimangono a totale carico del Comune. E dal punto di vista appunto strettamente relativamente al contenimento delle spese, ci siamo attenuti sostanzialmente ai principi contabili sostanzialmente, che prevedono in modo particolare all'allegato 7 sostanzialmente del decreto legislativo 118 l'elenco delle spese non ricorrenti, tra i quali rientrano proprio le spese elettorali. Cioè, mi spiego, quando il bilancio non è in equilibrio è necessario fare un ragionamento sulle spese a carattere non ricorrente e quindi andare a fare una valutazione in primis su quelle spese appunto classificate proprio dai principi contabili quali spese non ricorrenti. Questo allegato 7, come prima spesa non ricorrente, classifica proprio le spese elettorali, le spese per elezioni. Quindi il primo ragionamento che è stato fatto è stato quello di cercare di ridurre
le spese non ricorrenti in generale, tra le quali proprio le spese per elezioni, e abbiamo presentato un bilancio in equilibrio. Dopodiché c'è stato anche un altro tipo di fattore che è determinato sostanzialmente anche dalla revisione dei seggi, insomma, quindi l'allestimento, se non ricordo male, della palestra Berlese ha comportato anche delle spese di noleggio di attrezzature, insomma.